Il Marco Salmeri si conferma catino inespugnabile per le avversarie del Milazzo e così anche Onostica Rosmarino deve arrendersi alla capolista del girone B di eccellenza che grazie al gol del solito La Spada centra la 7ª vittoria su 9 gare giocate in casa, mantenendo l'imbattibilità tra le muramiche e il primato solitario in campionato. Una sfida che si apre dopo 6 minuti con la rovesciata di Ferrera che non centra la porta per questioni di centimetri. La Rosmarino non sta a guardare, al 28esimo Biondo calcia da fuori trovando l'intervento senza affanno di Piccioni, mentre al minuto 34 Genovese pesca in aria Vergara che di testa però manda di un soffio alto. Nella ripresa, dopo un tentativo in apertura degli ospiti con Genovese che entra in aria ma calcia fuori, il Milazzo inizia a spingere andando più volte a centimetri dal vantaggio, prima con La Spada il cui diagonale sfiora il palo alla destra di Sendin, poi con Ferré che dal limite costringe l'estremo della Rosmarino all'intervento in 2 tempi e infine ancora con Ferré che non arriva ad impattare il cross da destra di Franchina. Gara vibrante sul ribaltamento di fronte, Biondo avrebbe la chance per colpire ma il suo destro si perde alto sulla traversa. Sopra la trasversale si spegne al minuto 65 anche l'occasione del Milazzo con Ferré che dal limite non riesce a bucare la porta avversaria. I mamertini però fanno centro al minuto 75 quando il fischietto di Castelfranco Veneto concede loro calcio di rigore per un fallo di mano in aria di Rolla e dal dischetto La Spada non sbaglia facendo così Milazzo 1 Rosmarino 0 e per il bomber rossoblu, come il suo numero di maglia, si tratta della 10ª rete in campionato. Per il Milazzo è la 12ª vittoria complessiva rossoblu che si portano a quota 41 punti, confermandosi in testa al campionato con 2 lunghezze di vantaggio sul Modic e con la migliore difesa, mentre la Rosmarino, che incassa la 3ª sconfitta di fila fuori casa, rimane ferma a 17 in quintultima posizione play-out.